San Polo. Polo è la contrazione di Paolo, santo cui è dedicata la chiesa, che si trova nell'omonimo campo. Risale al 1137. Il campanile ai lati della porta ha due leoni. Uno trattiene una testa umana, l'altro un serpente. Il primo incontrerebbe Francesco Busone, sospettato di aver tramato a favore del duca di Milano per convincerlo a confessare. Prima fu allungato con le funi, poi gli appiccarono fuoco ai piedi. Con simile trattamento si convinse di ogni colpa ed il 5 maggio 1432 fu finalmente decapitato. La sua abitazione rasa al suolo. Frequentemente, passeggiando, noterete mascheroni, volti mostruosi. Avevano una funzione apotropaica per tenere lontano gli spiriti malvagi. In campo San Polo vedrete Palazzo Mocenigo Corner, un tempo abitato dal condottiero Erasmo da Nardi, detto Gattamelata. I capitani di Ventura godevano di grande stima nella battagliera Serenissima, ma solo se avevano quattrini da spendere potevano ambire ad imperitura memoria. Se Bartolomeo Colleone non avesse donato gran parte delle sue fortune alla Repubblica, a condizione che gli fosse eretto un monumento, non potremmo ammirare il capolavoro del fiorentino Andrea Verrocchio in campo San Giovanni e Pietro. A differenza di quanto accade oggi per i nostri campioni dello sport, del pallone, che passeranno alla storia per la loro esosità. Tornando a Palazzo Mocenigo Corner, noterete che è dotato di due porte, una per i vivi, l'altra per i morti. L'incrocio tra gli uni e gli altri non era considerato di buon auspicio. In Ca' Bernarda aveva sede la casa editrice di Pietro Marcuzzi, che il 6 febbraio 1760, assieme a Gasparo Gozzi, diedero forma al primo giornale periodico. Veniva distribuito il giovedì ed il sabato, con il nome La Gazzetta Veneta. Sempre veneziano, fu il primo italiano a menzionare il caffè in una relazione tenuta al Senato nel 1585 da Francesco Morosini, descrivendo un'acqua negra capace di far star l'uomo sveglio. Certamente gli stampatori veneziani erano svegli anche senza il caffè. Il primo tascabile fu pubblicato alla fine del 1400 ed il libro fu Il canzoniere del Petrarca. Nel 1530 diffusero il primo Corano, coerentemente con la libertà di pensiero e lo spirito d'affari della Serenissima Repubblica. Fuggendo da Federico Barbarossa, Papa Alessandro III trovò rifugio in incognito nel portico della Madonna. A perpetuo ricordo dello stravagante ospizio, il pontefice concesse indulgenza plenaria a chi recitasse un pater e un'ave davanti alla scultura di una testa pontificia supina ed addormentata. Il paganesimo idolatra nella religiosità italiana è tuttora viva, seppur dormiente. Secondo la tradizione, il Papa, riconoscente per lo scampato pericolo, donò al doge Sebastiano Ziani il primo anello nuziale di Venezia con il mare Adriatico.
ogni sestiere è ricco di leggende amorose. In Calle Cappello, all'altezza di Ponte Storto, nel 1548 abitava Bianca Cappello. Bella quindicenne, fuggì con un giovane fiorentino, Pietro Bonaventura. Il padre denunciò il malfatto e la figlia si fece imbrogliare dalle lusinghe bugiarde del Don Giovanni, trovandosi a vivere a Firenze in condizioni miserevoli. I due amanti vennero convocati da Cosimo dei Medici, principe di Firenze, che, dopo averne apprezzato la fierezza e la bellezza, anziché rimandarla a Venezia, fece del Bonaventura il suo guardia robiere e di Bianca l'amante del figlio Francesco. Caso volle che il giovane venne ucciso e che subito dopo la bella Bianca divenisse ufficialmente l'amante di Francesco e poi, dopo un secondo decesso, della arciduchessa Giovanna d'Austria, moglie di Francesco. I due convolarono a giuste nozze. Bianca divenne Granduchessa di Toscana e prontamente la Serenissima elevò l'esule ad amata figliola della Repubblica. Alla morte dei coniugi, il cardinale Ferdinando dei Medici, fratello di Francesco, vietò che Bianca venisse sepolta nella tomba di famiglia e prontamente la Serenissima Repubblica vietò ogni forma di nome. Sposi nella buona sorte, dopo ognun per sé. Altra bellezza intrigante fu quella di Lucrezia, sposa di Gerolamo Mocenigo. Per lei si mossero re e regine, in particolare Giuseppe II d'Austria e la regina di Danimarca, Maria Teodorovna, Granduchessa di Russia, recatasi a Venezia nel 1782, accompagnata da una fama erotica molto equivoca, scomodò persino una Gonzaga pur di poter incontrare in riservatezza la Lucrezia veneziana. Era costume che le spose belle avessero almeno un amante, purché nobile e potente, così da poter influenzare benevolmente le alterne vicende familiari. Insomma, un generoso protettore. La tolleranza verso l'eros era tale che vicino a Sant'Aponal venne costruito il Castelletto, un gruppo di case dove le prostitute potevano liberamente esercitare, anzi, per contrastare la moda della omosessualità d'origine orientale, la Repubblica raccomandava alle giovani di esibire le loro virtù mammarie ed il ponte e le fondamenta delle tette ne attestano il disinibito abbigliamento. La sodomia si diffuse tanto da indurre le donne della zona, dette carampane, a chiedere per iscritto nel marzo del 1511 al patriarca di intervenire perché, per mancanza di clienti, faticavano a sbarcare la giornata. L'espressione carampana indica tuttora o una donna di malcostume o una ruffiana, o comunque una persona che si veste e si trucca inopportunamente da ragazzina. A proposito di costumi sessuali a pagamento, la Repubblica pubblicò una guida per turisti in cui si indicava il giusto prezzo per le prestazioni a seconda dell'età, nobiltà, fama delle cortigiane che nel XVI secolo erano un esercito di oltre 11.000 volontari. Veronica Franco, che ammaliò persino il re Enrico III di Francia,
e rapprezzata 2 scudi per prestazioni. A 40 anni si convertì all'astinenza, fondando un convento nel 1580 ai Carmini e ne divenne badessa. Con la chiesa del Soccorso adiacente, Veronica si proponeva di redimere le cortigiane. Certamente il mercato non mancava. Passando per Calle della Madonna, troverete un barbacane in pietra. Era la pietra di paragone per quelle in legno. Il barbacane è un'invenzione veneziana e consiste in un legno che sporge dal muro al di sopra delle teste dei passanti, consentendo all'edificio di guadagnare spazio in casa senza disturbare il traffico. Il ponte di Rialto fu costruito in 3 anni, dal 1588 al 1591, e le fondamenta richiesero circa 10.000 palafitte. Costò 250.000 ducati e venne istituita una lotteria per pagarlo, approfittando della passione incontenibile dei veneziani per le scommesse. Ai piedi del ponte troverete il Palazzo dei Camerlenghi, sede delle magistrature dello Stato veneziano e dei consoli dei vari regni. La sommità del ponte segna il confine tra il sestiere di San Paolo e quello di San Marco. Della maestosa chiesa gotica veneziana eretta nel 1428 dai padri francescani diremo meglio nell'apposita sezione Palazzi e Chiese. Ci piace raccontarvi un episodio d'astuzia artistica giocata dal Tintoretto, pittore famoso per la sua velocità esecutiva. Ciò avvenne ad anno dei concorrenti, ossia il Veronese, il Salviati ed altri, che dovevano consegnare entro un termine stabilito per poter concorrere al bando pubblicato per dipingere la Scuola Grande di San Rocco. I concorrenti avrebbero dovuto presentare le bozze dei disegni di quello che sarebbe stata la parte più difficile da realizzare all'interno della scuola, ossia dell'ovale del soffitto. Tintoretto, invece di presentare una bozza con un disegno, presentò la tela finita, dichiarando che se non fosse piaciuta ne avrebbe fatto dono a San Rocco per grazia ricevuta. Per antica legge delle scuole, il dono ad un santo non poteva essere rifiutato, così inevitabilmente ottenne di completare l'intera opera che costò 47.000 ducati. Se non è domenica o lunedì, salite sul ponte di Rialto per inoltrarvi tra botteghe e banchi. Un tempo si scambiavano stoffe, profumi, spezie. Il pepe era usato come moneta di scambio. Avreste trovato gomma lacca, coloranti e, sotto i portici, orefici e gioiellieri trattavano pietre preziose di ogni sorta, mentre nel mezzo della calle si vendeva verdura e frutta, pesce e polli, in un incredibile miscuglio di colori ed odori. Incontrerete una delle più antiche chiese di Venezia dedicata a San Giacomo.
L'edificio risale all'undicesimo secolo, mentre l'orologio sulla facciata è del 1400. Il gobbo sotto la colonna era il traguardo al tormento dei ladri. Partiti nudi da San Marco, tra due file di veneziani muniti di frusta, i ladri, correndo, cercavano di rendere più breve il tempo della sofferenza. Se vi siete persi tra i banchi del mercato, non preoccupatevi, godetevi lo smarrimento, perché continuerà tra il dedalo delle calli che attraverserete. Superato il ponte delle Beccarie e la calle del Capeler, si giunge in calle dei Botteri. Percorrendola fino in fondo vi consentirà di attraversare il rio Terrà, delle Carampane di cui vi ricorderete l'importante funzione sociosessuale. Proseguendo per il ramo omonimo fino alla calle stretta che si apre in un campiello dove vedrete il palazzo Albrizzi del 1600 con affreschi ben conservati del 1700. Da notare gli insoliti camini a campana tripla. Tornate sul rio Terrà delle Carampane, fino al ponte delle Tette, ove, come raccontato in precedenza, venivano esibite con generosità queste grazie, per contenere la sodomia che, per quanto punita con l'impiccagione tra le due colonne di piazzetta San Marco e dispersione delle ceneri in laguna, non sembrava essere contenibile. Seguendo fondamenta della stua, le stue erano le stufe tedesche che si conservavano nei bagni pubblici per i servizi per mani e piedi. Gli stueri, ossia i pulitori di corpi e calli, erano così ben considerati da venire inclusi nella scuola assieme ai chirurghi. Seguendo il percorso che la piantina vi suggerisce, osservate le finestre gotiche, talora talora quadrifore. Nel percorso potrete notare le patere, che sono bassorilievi contenuti all'interno di un disco piatto. Arriverete al portale d'ingresso nel cortile della scuola di San Giovanni Evangelista, conclusa da Pietro Lombardo nel 1481, aggiungendo all'arco gotico che potrete intravedere nonostante l'intervento rinascimentale. Ormai sarete esperti nell'individuare la sovrapposizione dei vari stili che si sono aggiunti nel tempo. Quindi vi facciamo personali complimenti. La scuola risale al 1261 e l'interno è impreziosito dallo scalone a due rampe di Colucci e dalle tele di Palma il Giovane.
seguendo fondamenta dei frari, si arriva alla chiesa omonima, straordinario esempio di gotico veneziano, custode di spoglie di dogi e celebrità, nonché di opere stupende di Tiziano, quali l'Assunta e la Madonna di Pesaro. Troverete inoltre Giovanni Battista di Donatello, il celebre scultore fiorentino, ed un polittico dorato di Vivarini. Una curiosità: Antonio Canova progettò la tomba per Tiziano, ma fu realizzata per le sue spoglie, mentre la tomba di Tiziano la vedrete in insolita modestia. Troverete dettagli nella sezione Palazzi e Chiese. Di fronte vedrete la Scuola Grande di San Rocco, opera del De Bon e dello Scarpanino. All'interno si vedranno le tele del Tintoretto di cui vi abbiamo raccontato. Dopo averla visitata, riconoscerete il suo stile veloce, il particolare movimento delle sue figure, senza che altri abbiano da insegnarvi alcunché.